Il Profavara si organizza per il prossimo campionato di eccellenza con prospettive molto ambiziose e nel frattempo ha dato una bella e proficua rassettata al proprio assetto societario che ha registrato delle interessanti novità. Alla carica di presidente è stato riconfermato Rino Castronovo, mentre ritorna in dirigenza l'imprenditore Salvatore Marrone, eletto insieme a Giuseppe Marotta vicepresidente. Direttore generale sarà Pasquale Capodici, segretario Angelo Sciortino. Direttore sportivo Francesco Lomedico, team manager Gerlando Mendolia. Responsabile all'area tecnica Giuseppe Cusumano, dirigente accompagnatore Giuseppe Schillaci, Lino Sanfilippo, Claudio Bosco, Giuseppe Marotta e Giuseppe Palumbo Piccionello, mentre project manager sarà Francesco Vullo. Area commerciale e finanza sarà curata da Carmelo Scutellà, mentre l'area marketing il responsabile sarà Armando Pellitteri. Lo staff dei collaboratori sarà composto da Angelo Sciumè e Giuseppe Marotta. L'ufficio stampa, comunicazione e social saranno curati da Giuseppe Episcopo, Rosario Sorce e Giovanni Di Caro. Per quanto riguarda il settore giovanile, il responsabile è stato chiamato Carmelo Trupia, mentre allo staff dei collaboratori Salvatore Pecoraro, Rosario Sorce. Il nuovo direttore sportivo sarà Francesco Lomedico, già in passato direttore sportivo a Castellammare del Golfo e a Partinico, con un curriculum di osservatore giovanile per tantissime società professionistiche italiane e straniere. Con le competenze del nuovo DS, la società punta a rilanciare in grande stile anche il settore giovanile con importanti novità che saranno rese note a giorni. Intanto il presidente Rino Castronovo ha preannunciato importanti interventi che riguarderanno lo stadio comunale. Nelle prossime settimane l'intero sodalizio della Provavara verrà presentato alla stampa. Nel corso della conferenza sarà presentato anche il nuovo allenatore e saranno presentati anche i primi colpi di mercato.